Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento del nostro ciclo di incontri CNA Restart. Questa sera il titolo è La ripartenza in Veneto, Covid Manager, piano di intervento e indicazioni operative. Quindi l'obiettivo di questa sera è, di nuovo con Francesca Peltrera, di fare il punto della situazione aggiornato su quelle che sono le misure di sicurezza in ambito Covid per le attività produttive da implementare in azienda. In questo periodo abbiamo favorito molti eventi settoriali con i soci per aiutarli a capire quelli che sono poi i modi concreti di implementare i vari accorgimenti nella vita di lavoro precedente, in modo da adeguarla alle nuove necessità e soprattutto per poter lavorare in sicurezza e sconfiggere o ridimensionare questo virus che da tanto tempo ci fa impensierire. In particolare ci sono molte novità, dall'ultima volta abbiamo fatto un appuntamento generico su questo il 9 di aprile con Francesca, perché sapete che il 24 di aprile è uscito comunque un protocollo aggiornato di sicurezza per quanto riguarda il livello nazionale e oggi pomeriggio sono uscite anche le linee guida della Regione Veneto che danno appunto delle istruzioni operative per le aziende venete da implementare in azienda per quanto riguarda appunto l'aspetto sicurezza Covid, quindi sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo da approfondire. Vi ricordo inoltre che i nostri appuntamenti continuano. La settimana prossima passeremo con un solo appuntamento a settimana, il giovedì 7, dove affronteremo un tema un po' più non tecnico ma di soft skill, comunque importante in questo periodo, che si intitola Motivare e guidare i collaboratori nella ripartenza, insieme a Tiziana Tronchin, che è una formatrice esperta in risorse umane. Nel frattempo attendiamo anche la pubblicazione dell'atteso decreto economico, che doveva essere il decreto aprile, ma ormai siamo al 30 di aprile e non c'è ancora il decreto, quindi magari diventerà un decreto maggio, che comunque è atteso nei prossimi giorni e sicuramente non appena uscirà faremo poi un appuntamento specifico con voi per illustrarvi quelle che sono le misure di interesse per le imprese e le persone fisiche per quanto riguarda appunto queste nuove misure. Vi ricordo che i nostri appuntamenti sono sempre organizzati con circa 20-25 minuti di relazione da parte del relatore, in questo caso appunto Francesca Peltrera, e poi nella seconda parte ci sarà la possibilità di coinvolgere voi per delle domande. Per le domande vi chiediamo di utilizzare la chat, quindi potete scrivere la domanda nella chat stessa, oppure usare la stessa per chiedere la parola, accendere il microfono e intervenire. Vi porto anche i saluti naturalmente del presidente provinciale Alfonso Lorenzetto, del direttore provinciale Giuliano Rosolen, che sono in ascolto con noi. Vi ringrazio per la partecipazione e passo la parola a Francesca Peltrera, che ringrazio. Buonasera a tutti. Premesso la premessa è che mi trovo in difficoltà, nel senso che avevo elaborato per voi, insomma, una mini lezione, una mini relazione sul nuovo protocollo condiviso sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, ma l'ho bellamente cestinato perché, come ha detto Mattia, sono uscite delle nuove indicazioni operative della Regione Veneto proprio questo pomeriggio e quindi ho pensato di andare al sodo sostanzialmente, alle parti di maggiore interesse per voi, le parti più concrete, le novità. Quindi magari sarò meno spassosa, andrò per punti, scusatemi, ma anche noi navighiamo di giorno in giorno, le condizioni cambiano, ecco. Solo una piccola premessa rispetto al precedente intervento sulla sicurezza che avevamo fatto nel mese d'aprile, ovviamente qualcosa è cambiato, nel senso che il precedente intervento faceva riferimento a un protocollo condiviso sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo, adesso è stato insomma aggiornato questo documento e risottoscritto, ripubblicato il 24 di aprile, quindi con distanza di circa un mese, 10 giorni, con qualche novità, non così salienti, però magari vi mostro proprio quelle che secondo me sono le novità da tenere a mente e poi passiamo subito alle indicazioni operative regionali.
perché è un po' l'argomento del giorno e forse Mattia in qualche modo già lo sapeva indicando il titolo di questo evento come Covid Manager. Ecco, in effetti è proprio questo che poi la Regione ci chiede. Però andiamo per punti. Il protocollo condiviso, innanzitutto chiarisce la questione temperatura, nel senso che se prima era molto interpretabile che la temperatura dovesse essere misurata o meno, adesso, se noi andiamo a guardare proprio i termini stretti, nel protocollo condiviso specifico per i cantieri c'è scritto che il lavoratore dovrà essere sottoposto a controllo della temperatura, quindi noi lo leggiamo, diamo un'interpretazione di obbligo, chiaramente, obbligatorietà. Mentre in genere per gli ambienti di lavoro, quindi se parliamo di aziende, c'è scritto che il lavoratore potrà essere sottoposto a controllo della temperatura. Quindi è comunque un qualcosa di opzionale, ben venga se le aziende vanno a mettere in atto anche questa misura, perché più misure adottiamo di prevenzione, meglio è per noi e per i nostri lavoratori, così come i clienti. Però ecco, resta una questione opzionale. Mentre è chiarito su questo protocollo che per misurare la temperatura è necessario comunque far sottoscrivere al dipendente un'informativa per la privacy, quindi bisogna consegnare un'informativa privacy che deve essere sottoscritta per presa visione dal dipendente per trattare il dato sensibile, la temperatura. Ecco. Sconsigliamo, ho sentito oggi anche oggi la nostra referente per la privacy provinciale, quindi Erika Bolzonello, anche lei continua a sconsigliare di prendere nota della temperatura e quindi di conservare i documenti. Insomma, vi conviene misurare la temperatura ma poi non riportare il dato da nessuna parte, perché come dato sensibile dovrebbe poi avere tutto un trattamento specifico, ecco, in rispetto della normativa sulla privacy. E poi andiamo a un altro punto che è stato chiarito e insomma viene ampiamente discusso all'interno di questo protocollo, cioè l'accesso dei fornitori. È stato proprio dedicato un paragrafo a sé stante. Ancora una volta si rimarca che il fornitore, ove possibile, non scende neanche dalla cabina, quindi dove posso, dove riesco, lo vado a confinare in cabina e limito il contatto in questo modo. Chiaramente non è sempre possibile, quindi se deve scendere dalla cabina per aiutare nelle operazioni di scarico o di carico, dovrà comunque attenersi alle regole aziendali e in generale alla normativa vigente riguardante l'emergenza in corso e quindi mantenere le distanze di sicurezza e indossare una mascherina. Addirittura, devo dirvi, all'interno del protocollo è menzionato il fatto che i fornitori e comunque qualsiasi personale esterno, dal cliente a, insomma, appunto fornitori, rappresentanti, chiunque possa accedere in azienda dovrebbe avere un proprio servizio igienico dedicato, quindi questo è prescritto per i fornitori. Capisco ancora una volta che non sempre questa misura sia applicabile, ma ove possibile va adottata, insomma bisogna adattarsi a ciò che è prescritto. Bene, poi un altro punto su cui insiste il protocollo condiviso è la gestione degli spazi comuni. Mentre prima la questione veniva trattata in modo molto generico, qui c'è proprio scritto che l'accesso agli spazi comuni quali mensa, area break, area pausa caffè, servizi igienici, insomma, ecco, l'accesso a questi spazi comuni deve essere contingentato. Ve lo dico anche per esperienza, nel senso che lo Spisa sta facendo tantissimi controlli, forse abbiamo la fortuna o sfortuna ad avere qualcuno tra le persone connesse che ha avuto un controllo di recente e semmai lo invitiamo anche a intervenire per ovviamente portare la sua esperienza personale. Sì, i controlli insistono molto sulla presenza di informative verso i lavoratori, quindi quei famosi poster da appendere nei vari ambienti di lavoro, di cui tra l'altro vi stiamo organizzando una cartella condivisa, vi forniremo il link per poter accedere a tutto il materiale che noi abbiamo raccolto, ovviamente gratuitamente, ecco. Ecco,
quindi informativa è importantissimo, ma controllano effettivamente che l'accesso venga controllato, sia l'ingresso in azienda sia l'ingresso negli spazi comuni. Quindi è auspicabile comunque inserire una cartellonistica che possa evidenziare il fatto che io all'interno della mensa faccio accedere 4 persone di volta in volta, massimo 4 persone, nei servizi igienici massimo una persona, cioè adesso vi sto dando dei numeri che sono tutti relativi, dovrete ovviamente valutarli in base al vostro contesto e superfici, però ecco, mettetelo in chiaro e addirittura ad un'azienda mi è stato notificato il fatto che lo Sfisa l'ha consigliato di togliere le sedie in eccesso dalla sala mensa, quindi di lasciare solo quelle a scacchiera, quindi non posizioni frontali tra i lavoratori e con il metro di distanza, solo quelle dove il lavoratore doveva posizionarsi per consumare la sua pausa pasto. Ecco, quindi questi sono dei consigli che vi riporto, ma ben venga, ripeto, se qualcuno ha altre testimonianze. Ecco, poi per gli ingressi contingentati all'interno dell'azienda si può valutare il fatto di variare leggermente l'orario di ingresso, d'uscita, quindi ci sono altre misure applicabili che magari anche i vostri consulenti del lavoro potranno suggerirvi. Un altro punto importante riguarda il medico competente. Il protocollo condiviso rimarca l'importanza che le visite mediche continuino con regolarità e che il medico competente fornisca al datore di lavoro, comunque nel rispetto della normativa privacy, i nominativi dei soggetti definibili fragili. Quindi tutte le persone con patologie pregresse, immunodepressi, e tutte le persone che insomma potrebbero essere un po' più attaccabili dal virus e per cui bisogna avere particolari attenzioni, ecco, o addirittura attivare per loro lavoro a distanza. Quindi il ruolo del medico è in effetti fondamentale, ancor più che se abbiamo un caso conclamato, quindi dimostrato di lavoratore contagiato dal virus, per poter tornare in azienda dovrà fornirvi una dichiarazione del proprio medico curante, quindi non più medico competente dell'azienda, ma medico curante, medico di famiglia, che attesti che ovviamente il soggetto è negativizzato, quindi non è più... non può più portare il virus, non è più positivo, ovviamente dimostrando anche l'esito del tampone. E poi, ultimi 2 punti che vi cito del protocollo condiviso e passiamo invece alle linee guida della regione. Si rimarca l'importanza di costituire un comitato, quindi all'interno dell'azienda devo costituire un comitato di controllo e verifica delle misure messe in atto, può essere composto da datori di lavoro, generalmente queste sono le figure datori di lavoro, RSPP, medico, qualsiasi figura dirigenziale, ma soprattutto deve essere composto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Se è interno all'azienda bene, altrimenti potete avvalervi dei vostri referenti per la sicurezza in CNA, quindi la sottoscritta o Daniele Quarello per la zona di Castelfranco, per potersi interfacciare con i rappresentanti dei lavoratori territoriali e quindi divulgare loro la documentazione. Bene, e altro punto che mi faceva notare proprio Daniele Quarello, quindi voglio rimarcare questo, in questo ultimo protocollo viene finalmente menzionata la mascherina chirurgica, mentre prima si parlava di DPI, di facciale filtrante, e quindi sembrava che la nostra scelta all'interno dell'azienda dovesse orientarsi per forza su quel tipo di dispositivo, ora no, l'indicazione è che possiamo utilizzare mascherine chirurgiche e facciali filtranti, ovviamente anche a seconda dei rischi già presenti all'interno dell'azienda, purché certificati. Quindi rispetto alle domande ricevute da me e Daniele negli scorsi giorni, se mi posso avvalere di misure di protezione non certificate, fai da te e via dicendo, la risposta è no. Negli ambienti di lavoro, quindi nella quotidianità, possiamo veramente avere qualsiasi cosa, anche una sciarpa purché copra naso e bocca, ma in un ambiente di lavoro viene richiesto un dispositivo certificato, quindi facciale filtrante o mascherina chirurgica. Nel precedente appuntamento li abbiamo visti insomma con cura e conosciuti questi 2 dispositivi.
se non sono in grado di trovare aziende che me le forniscono, avevo suggerito anche durante gli incontri con le singole categorie di consultare di giorno in giorno il sito di INAIL e Istituto Superiore della Sanità, che in sostanza vanno a pubblicare le aziende che si sono reinventate nel produrre facciali filtranti o mascherine chirurgiche, ma sono certificate, nel senso che hanno passato tutti i controlli di laboratorio, e quindi sia INAIL che Istituto Superiore della Sanità ne certificano l'efficacia contro il virus. Ecco, perché in effetti i dispositivi sul commercio sono i più vari ed eventuali e non sempre sono effettivamente efficaci per l'emergenza in atto. Quindi questi erano i punti più importanti. Ovviamente la mascherina chirurgica, ripeto, non va utilizzata in modo universale, va utilizzata solo laddove non si rispettino le distanze interpersonali, che sono di 1 metro. Va utilizzata obbligatoriamente solo per i soggetti che risultano, insomma, soggetti sintomatici, quindi probabilmente contagiati, che magari evidenziano sintomi quali alterazione della temperatura, tosse, difficoltà respiratorie all'interno dell'azienda, quindi mentre sono al lavoro. Ecco, ovviamente cercate anche di avere attenzione rispetto agli spazi comuni, perché normalmente ci sono più persone e allora in tal caso è bene applicare la mascherina o facciale filtrante. Veniamo invece a noi, la novità di oggi. Quindi è stato pubblicato proprio questo pomeriggio questo documento, indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, in sostanza sottotitolato Manuale per la riapertura. Ecco, quindi sono veramente delle linee guida a cui poterci affidare. Il documento è suddiviso in 10 punti. Il primo punto, che penso sarà il più discusso, è l'individuazione di un Covid manager. Cioè la Regione Veneto ci dice che devo trovare un referente unico che verifichi la messa in atto delle misure a tutela dei lavoratori. Attenzione però ai termini. C'è scritto all'interno di questo documento: potrà essere individuato dal datore di lavoro un Covid manager. Quindi, se noi traduciamo le parole, insomma, in qualcosa di concreto, non è un adempimento, non è un punto obbligatorio, potrà essere nominato. Comunque, a scanso di equivoci, il documento chiarisce che può essere il datore di lavoro stesso, il Covid manager. Generalmente ci si orienta sul datore di lavoro o RSPP, qualora non coincida con la figura del datore di lavoro. Però, ripeto, le parole adottate lasciano spazio anche all'eventualità che questa figura non venga effettivamente nominata. Ecco. Poi andiamo al secondo punto. Qui chiedono chiaramente la definizione di un piano di intervento, cioè l'azienda si deve dotare di un proprio protocollo anticontagio specifico per la propria azienda. Quindi un protocollo che vada a sottoscrivere tutte le misure messe in atto e a fare anche in un certo qual modo una valutazione dei rischi per area, cioè mi immagino che un ufficio singolo abbia un rischio di esposizione al virus sicuramente certamente minore rispetto a uno spazio comune, a una sala mensa, a una produzione dove si trovano più persone contemporaneamente. Ecco, nella definizione di questo piano di intervento devono essere coinvolti datore di lavoro, RSPP, medico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, interno o territoriale che sia. E bisogna individuare le attività e i lavoratori che riprenderanno, cioè la Regione invita comunque a una riapertura graduale e quindi a sottoscrivere come voglio riaprire man mano e in sicurezza, perché la parola ovviamente principe è la sicurezza, l'attività. Ecco, c'è anche scritto come chiarimento che per tutte le attività che hanno continuato a lavorare in questo periodo di lockdown, ovviamente perché autorizzate, c'è comunque la necessità di aggiornare le misure messe in essere in base a questa nuova linea guida della Regione. Ecco. Un altro punto che viene chiarito è che non serve aggiornare il documento di valutazione dei rischi, come abbiamo detto già un mese fa nel precedente incontro, nel senso che
il coronavirus non è, voglio dire, il virus non è un rischio legato alla vostra attività, è un rischio universale. Quindi il documento di valutazione dei rischi va rivisto solo in strutture sensibili come strutture sanitarie o RSA. Nel vostro caso non va rivisto, ma andrà allegato questo piano anticontagio. Anche per la cantieristica è previsto avere come allegato al POS un piano anticontagio. E c'è un ultimo chiarimento su questo punto che dice che il piano anticontagio, quindi questo piano di intervento, non è obbligatorio per ditte individuali e imprese a conduzione familiare. Quindi escludiamo già tutti quelli della chat che rientrano insomma in questa casistica, della chat, insomma, delle persone connesse ora che rientrano in questa casistica. Vorrei anche aggiungere che EBAV e Edilcassa, quindi per le persone qui connesse che versano EBAV o Edilcassa, hanno istituito dei finanziamenti per l'attività di consulenza e di messa in opera, praticamente di elaborazione di questi piani anticontagio. Quindi domani è festa, ma da lunedì siamo a pieno regime per aiutarvi. Il finanziamento andrà a coprire, cioè quindi non finanziamento, ho sbagliato il termine, sennò poi Mattia mi riprende, il rimborso andrà a coprire totalmente l'importo della nostra consulenza. Ok, quindi alla fine sarà a costo zero, volevo specificarlo, nel senso che abbiamo fatto coincidere appositamente e per non aggravare l'azienda l'attività di consulenza ed elaborazione dei documenti con il rimborso massimo erogabile. Ok, perfetto. Quindi andiamo oltre. Altro punto trattato in queste indicazioni operative della Regione Veneto è molto chiaro al punto 3, cioè viene detto l'apertura dell'azienda potrà avvenire solo se ci sono le seguenti misure di sicurezza. Quindi guardatevene bene nell'aprire l'attività il 4 maggio, cioè io non voglio fare terrorismo, però evitiamo di aprire l'attività se non siamo pronti, perché se poi arriva un controllo rischio magari insomma delle conseguenze spiacevoli. Piuttosto aspettiamo un giorno o due se non siete a posto con tutto e poi partiamo. Quali sono i punti su cui insomma si focalizza questo manuale della Regione Veneto? Uno, la pulizia e la sanificazione, quindi pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro, scrivanie, schermi touch, tastiere, mouse. Questo può essere fatto anche dal lavoratore stesso, mettendogli a disposizione delle soluzioni igienizzanti, magari già con uno spruzzino, con la soluzione diluita, ecco, sarebbe opportuno. E poi c'è la parte di pulizia e sanificazione periodica che potete fare, qui lo chiarisce, autonomamente oppure avvalendovi di un'azienda di pulizie. Ecco, se invece si verifica un caso di persona positiva al Covid all'interno dell'azienda, allora bisogna fare scattare una sanificazione completa da ditta autorizzata che tra l'altro qui è prescritto chiaramente dovrà indossare non solo guanti di protezione e facciale filtrante ma anche protezione facciale e camice monouso con maniche lunghe, però si spera di non arrivare insomma a questo caso, ecco. Si rimarca l'importanza di fare la pulizia e la sanificazione degli spazi comuni e delle attrezzature, specialmente per i servizi alla persona. Ieri abbiamo fatto un incontro specifico per il settore servizi alla persona, guardate che iniziano insomma a menzionarvi finalmente. Poi un altro punto dice che non posso aprire se non ho fatto l'informazione in azienda, sia ai lavoratori sia a qualunque esterno che mi acceda all'interno dell'azienda. Come? Beh, affiggendo poster, attaccando insomma i poster del Ministero, dell'Istituto Superiore della Sanità, tutto materiale che vi forniremo con questo link a cui potrete accedere insomma individualmente e gratuitamente. Quindi l'informazione è importante, lo continuano a dire. Poi continuano a dire in un terzo punto, limitare le occasioni di contatto. Ecco, qui vi menziono solo una cosa che fino adesso non era mai stata trattata. Addirittura la Regione Veneto dice possiamo anche pensare di sospendere le verifiche periodiche di attrezzature, estintori, quindi mezzi antincendio,
impianti di messa a terra. In sostanza, se io sono in scadenza con questi controlli, posso proseguire senza chiamare l'ente preposto per la verifica e ovviamente al rientro dell'emergenza chiamerò e ovviamente sistemerò la questione. Però c'è una deroga in questo, quindi attenzione, pur di non far entrare persone esterne inutilmente, siamo in deroga rispetto a tutte le verifiche periodiche. Poi, altro punto, la temperatura. Ve la menziono di nuovo perché ancora una volta troviamo nelle indicazioni operative il controllo della temperatura, ma qui è specificato, e qui ci può interessare, che non è da prevedersi il controllo della temperatura per micro, piccole imprese, ditte individuali o imprese a conduzione familiare. Quindi se rientrate in queste casistiche è sufficiente, questo dice il manuale della Regione Veneto, un'autodichiarazione, anche in forma verbale, c'è proprio scritto. Quindi già possiamo levarci via un pensiero, ecco, vorrei dire. Poi parlano del distanziamento tra le persone. Il distanziamento tra le persone è quel famoso metro di distanza. Torno sull'argomento perché c'è una novità in queste linee guida della Regione Veneto. Oltre a parlare di un metro di distanza tra le persone, dicono che bisogna prevedere 4 metri quadri a persona. Quindi iniziamo a vedere che anche, insomma, il governo, o meglio ancora in questo caso la regione, si sbilancia nel darci una metratura di riferimento. Ieri le parrucchiere e le estetiste ce lo chiedevano a gran voce: quante persone posso mettere per metro quadro? Qui la regione si sbilancia e dice una persona ogni 4 metri quadri, ok? E ovviamente si invita a riorganizzare gli spazi di lavoro proprio per attenersi a questa direttiva. Poi il punto 6 parla ancora dell'igiene delle mani, di incentivarlo. Addirittura si dice ok utilizzare le mascherine, ma il guanto come dispositivo di protezione individuale può essere un elemento di contagio, può portare il virus nelle varie superfici. Quindi la Regione Veneto si sbilancia nel dire piuttosto che utilizzare i guanti, igienizziamo continuamente le mani con gel igienizzanti messi a disposizione all'interno dell'azienda. Poi il punto 8 parla dei test di screening, anche questa è una novità, specifica che non sono obbligatori, quindi non c'è nessun ulteriore adempimento a carico dell'azienda. Stanno facendo delle prove, ci sono dei progetti pilota all'interno di alcune aziende che sono state sottoposte a screening con tamponi. E stanno verificando la validità di questo progetto e dicono che in una seconda battuta il medico competente potrà ampliare i propri servizi offrendo anche il test di screening, quindi il tampone, ma non c'è nulla di obbligatorio. Ecco. Poi il punto 9, e siamo alla fine, ne manca 9-10, ci siamo. Il punto 9 parla della gestione dei casi positivi. In sostanza vengono elencate diverse possibilità: che la persona sia contagiata e lo scopre essendo a casa propria, che lo scopre essendo in azienda, e danno ovviamente le varie misure da attuare a titolo preventivo. Comunque rimarco il fatto che se noi abbiamo una persona contagiata o sospetta contagiata all'interno dell'azienda, va confinata all'interno del proprio ufficio, se ha un ufficio singolo, oppure in uno spazio che è bene già identificare e riportare nel piano anticontagio, e ovviamente viene confinata in questo ambiente, gli viene fornita la mascherina, i guanti, e la inviteremo a chiamare il proprio medico di base che le darà tutte le istruzioni. Eventualmente ci sono anche i numeri utili nazionali, della regione e dell'ASL. L'ultimo punto parla del ruolo del medico competente. Sì, non ci sono grandi novità. Il medico competente, come ho già detto nei precedenti incontri, anche qui nel protocollo, nelle indicazioni della regione si rimarca il fatto che ha un ruolo attivo, importante, e deve continuare a fare le visite. Io ho cercato di riassumere tutto quanto.